Nell'Hamsik Day non poteva mancare un allenatore che ha visto Hamsik nel triennio Napoli 2015-2018. Ringraziamo Maurizio Sarri per la disponibilità che ci ha dato per questa intervista. Penso era dovuta, visto che parliamo di il nostro capitano in 3 anni stupendi, e quindi è dovuto parlare di Marek. Giocatore straordinario, giocatore con delle qualità tecniche immense. È stato considerato da tutti un grande giocatore, secondo me però è sempre stato sottostimato perché era qualcosa in più di un grande giocatore. Lì eravamo sul fuori classe. Questo per quanto riguarda il giocatore, poi per quanto riguarda il ragazzo penso che un comportamento esemplare. In 3 anni mai sentito una parola fuori posto, mai visto un atteggiamento fuori posto, mai sbagliato un atteggiamento, un allenamento, quindi ragazzo straordinario. Mister, andando adesso a guardare la parte iniziale della carriera di Marek, Marek era reduce da una stagione dove numericamente aveva fatto bene, però a livello di rendimento non era il solito Hamsik. Lei come è riuscito a motivare? C'è una virgolettata di Hamsik che proprio a Di Maro disse: adesso con mister Sarri lavoriamo di più, perché è un tecnico molto maniacale. Ma io mi ricordo appena firmai per il Napoli, presi il telefono e lo chiamai e gli dissi che volevo si rendesse conto che lui era un fuoriclasse e doveva pensare da fuoriclasse, e che lui con un tipo di atteggiamento mentale così sarebbe diventato forse il centrocampista più forte d'Europa. Gli dissi solo questo. Poi a Marek non c'era tanto bisogno di parlare, era uno, se gli dai fiducia ti ripagava velocemente. Su Napoli partì 4-3-1-2, poi più là del tempo insomma si passò al 4-3. È vero che Hamsik proprio le chiese di cambiare ruolo rispetto alla stagione precedente, dove giocava trequartista? No, Marek è un ragazzo che accetta le decisioni dell'allenatore, però il cambiamento di modulo, a differenza di quello che pensano tutti, fu fatto più per lui che per le caratteristiche degli attaccanti. Gli attaccanti per giocare in 1-2 c'erano, però poi vedendo le prime partite ci siamo resi conto che il rendimento di Marek in quell'altro tipo di soluzione sarebbe stato determinante. Ironia del destino, prima partita di campionato, prima partita del Napoli di Maurizio Sarri, segna gol Marek Hamsik contro il Sassuolo, inserimento alla sua maniera. Sì, purtroppo non è un ricordo piacevole perché poi alla fine l'abbiamo persa la partita, però era un segno che Marek in quel ciclo avrebbe fatto grandi cose. Cioè, lei diceva che con Marek non c'era bisogno tanto di parlare, però non saranno mancati comunque i momenti in cui un calciatore poteva avere qualche problemino, magari anche la critica gli dava delle insufficienze oppure diceva che giocava male. Lei in quel momento come si rapportava con il suo capitano, anche per tenerlo anche sulla coda e dargli ulteriori motivazioni? Marek è un ragazzo che ha bisogno di fiducia, basta dare la formazione e lui era dentro, lui sentiva questa grande fiducia che c'era nei suoi confronti, indipendentemente da quelle erano le critiche del momento. Io forse in una conferenza stampa ho detto che giocava Marek che altri 10, qualcosa di simile, perché lui ragazzo ha bisogno di fiducia. Non c'era bisogno di stare mezz'ora a parlarci, bastava lanciargli messaggi e lui veniva fuori da qualsiasi tipo di situazione. No, poi per quanto riguarda invece sempre Marek, inizialmente insomma lei cercava, insomma, mediamente lo sostituiva intorno al 60esimo e 70esimo, e la critica insomma gli diceva: ma come sostituisci il capitano 60-70 minuti? Però questa sua gestione gli è servita poi nel medio-lungo periodo a tenere poi le prestazioni sempre di qualità elevate di Marek. È chiaro che noi avevamo bisogno di Marek a grandissimi livelli, e visto che giocava sempre, ogni volta la partita era, non dire al sicuro, ma insomma era già indirizzata, gli facevamo risparmiare i 20 minuti. Ma mi sembra aver letto che Marek ha parlato di questa storia nel suo libro e alla fine ha detto: lui non mi rispondeva neanche, ma probabilmente aveva ragione lui. Quindi Marek capiva. C'è una frase che proprio su Hamsik che mi ha colpito negli anni, ed è quella contro la sala stampa quando il Napoli giocò contro il Palermo, dove lei disse:
faccio giocare Hamsik anche in rianimazione. Quella frase mi ha colpito molto. Era te l'ho detto, io lo ritenevo per quel gruppo, un grandissimo gruppo, grande squadra, e lui in quella grande squadra era un giocatore per noi determinante, quindi è chiaro che se sbagliava una partita non importava niente, là dopo doveva giocare lo stesso, però se ti devo dire la verità, nei 3 anni che abbiamo fatto insieme di partite ne ha sbagliate pochissime. Poi mister Hamsik con lei ha fatto tantissimi gol, c'è un gol che più degli altri l'ha emozionato? Per esempio mi viene in mente quello in casa della Sampdoria dove fa quel dribbling in area e poi d'esterno a metà secondo palo, oppure c'è anche sembra la doppietta col Bologna, che anche lì secondo me... Io mi ricordo in particolare 2 gol col Bologna, che mi sembra furono tutte e 2 nel primo tempo, tutte e 2 con il risultato ancora non acquisito. Mi ricordo una prestazione da parte sua, un primo tempo devastante, un giocatore nettamente sopra le righe. Quello è un episodio che ci ho ben stampato in mente, un ricordo che ci ho forte. Poi chiaramente Hamsik in una delle recenti interviste di qualche anno fa disse: io con Sarri, il mister a volte si girava alle spalle e in base al numero dei tocchi del pallone riusciva a capire se noi giocavamo a 2 tocchi oppure a un tocco in più, e poi anche se facevamo un tocco in più lei iniziava a fumare, insomma non era particolarmente contento. Inoltre poi Hamsik ha detto che nel suo Napoli era praticamente come giocare alla PlayStation. In questo caso, se dovesse essere un pezzo di PlayStation o di console, Hamsik cosa ha rappresentato per il joystick, lo schermo, la console stessa? Quella era una squadra che per caratteristiche tecniche, per qualità tecniche riusciva a avere un palleggio fenomenale. A me poi nel corso degli anni tanti giornalisti mi hanno chiesto: ma perché questa squadra non gioca in Napoli tuo? Perché non ci sono le caratteristiche lì? Quella squadra era nata per giocare quel calcio lì. All'interno di quella sinfonia poi c'erano anche giocatori che avevano una certa libertà. Marek negli ultimi 30 metri era uno dei giocatori che aveva molta libertà nei movimenti. Poi chiaramente nella fase di costruzione no, nella fase difensiva no, però il suo spazio di esprimere le qualità individuali ce l'aveva in quella squadra, e penso abbia fatto tanti gol per quello. Si è trovato in un contesto di grande qualità tecnica e lui ci ha messo qualcosa in più. Durante la sua esperienza a Napoli ha avuto poi la fortuna di incontrare anche Maradona, no? A Castelvolturno, un incontro che a distanza di anni poi con purtroppo le partite di Diego è sempre un ricordo emozionante, perché rivederlo poi nella sua terra, nella sua scuola del cuore, è sempre qualcosa di bello. Se può raccontarci anche in quel frangente come lei si rapportava a Diego, ma soprattutto poi se si ebbe un contatto col capitano dell'epoca con Hamsik, e se lei poi ha parlato di Maradona ad Hamsik. Ma guarda, le sensazioni lì di tutti noi erano le stesse, era un'emozione. Trovarsi davanti a Maradona era un'emozione, perché Maradona forse per me ancora di più è stato un idolo, però anche per i ragazzi era un personaggio importante, pesante, e quindi non c'era neanche bisogno di parlarne più di tanto, è stata un'emozione, ma un'emozione forte per tutti. E penso soprattutto per me, che per età era quello che aveva ricordi più forti, e per il capitano, perché Maradona si avvicinò al capitano con grande umiltà, con grande rispetto, e quindi penso che per noi due sia stata un'emozione più forte addirittura per gli altri. Poi, ironia sempre del destino, Hamsik sotto la sua gestione eguaglia il record di Maradona, lo supera. In quel frangente cosa ha detto, visto che lei ha vissuto Maradona anche da calciatore, anche da tifoso, andava al Reggello a vedere Diego, insomma, in quel frangente cosa gli disse a Marek? Ma io non faccio tanti complimenti ai giocatori, penso da avergli fatto un complimento a fine partita, averlo abbracciato, però io non sono uno poi per 2 o 3 giorni continuo a fare complimenti ai giocatori. Purtroppo per forma mentale sono uno che sottolinea più gli errori delle prodezze, quindi, ma i ragazzi lo sapevano, quindi non era un problema, quindi penso di avergli fatto complimenti, ma solo il giorno stesso, i giorni dopo si riparte da zero. Poi nel 2015 ci fu più di un interessamento da parte della Juve per Hamsik. Si dice insomma che lei l'abbia poi dichiarato alla fine incedibile, anche perché poi Marek nell'intervista di qualche tempo fa disse: non potevo mai andare alla Juve, insomma.
Ma io non lo volevo dichiarare incedibile, cioè nel senso io volevo che lui rimanesse con convinzione. Ma anche lì abbiamo parlato io e lui da soli, ma 5 minuti. Perché io gli ho solo fatto presente che lui lì a Napoli era un idolo e sarebbe rimasto un idolo per tutta la vita, quindi non vedevo tanti motivi per cambiare, la squadra sarebbe diventata estremamente competitiva, c'è la possibilità di vincere. E lui dopo 3 minuti, 4 minuti che stavamo parlando, sì, mi disse con convinzione, no, mister, va bene, rimango. Quindi non ci fu bisogno di tanta convinzione, cioè era già molto predisposto a voler rimanere a Napoli e con quel gruppo. Ecco, mister, poi Hamsik va in Cina, va al Dalian. Lei che idea si fece a quel momento? Se poi gli scrisse un messaggio? No, io non gli scrissi, non ero però molto contento di quella scelta. Marek era sempre efficiente, poteva continuare a giocare in Europa sicuramente a buoni livelli. Però chiaramente un giocatore quando arriva a un certo limite d'età può fare anche una scelta di questo tipo. Ci stava, io non l'avrei fatta, ma ci stava. A proposito di SMS, lei scrive ad Hamsik dopo che va via da Napoli e quell'SMS poi Hamsik poi lo fa leggere alla squadra. Ci può raccontare questo aneddoto? Ma io non mi ricordo esattamente quello che gli ho scritto, sarà stata sicuramente una forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per quel gruppo, per quello che aveva fatto per il nostro staff, perché come ti ho detto prima si sta parlando di un giocatore straordinario, ma si sta parlando anche di un ragazzo particolarmente straordinario. Quindi sicuramente era un messaggio di ringraziamento da parte mia e da parte di tutto lo staff che avevo in quel momento, perché per noi è stata tanta roba. Se noi abbiamo fatto qualcosa lo dobbiamo a quel gruppo e all'interno di quel gruppo lo dobbiamo a quel capitano. Ci sono 2 frasi che mi sono appuntato di Marek che Fredette ha dichiarato che Sarri mi ha lasciato il segno è il mio allenatore preferito, e poi c'è un'altra frase: mai giocato in un Napoli come questo, quando gioco qui io mi diverto. Sono 2 frasi che secondo me racchiudono anche un po' l'essenza del rapporto Sarri-Marek. Ma del rapporto fra me e lui, ma anche del rapporto fra lui e tutto il gruppo squadra. Te l'ho detto, quella era una squadra che aveva assunto la mentalità che volevo io, era una squadra, io gli dicevo sempre: ragazzi, se vogliamo divertire la gente bisogna divertirsi prima di tutto noi in allenamento e in campo. Quando nella squadra scatta il senso di divertimento, poi il senso di divertimento si espande, prende staff, prende tribune, prende tifosi. E loro dopo un po' di tempo ce l'avevano dentro, loro si divertivano. Era un piacere, ma era un piacere anche gli allenamenti, ti dico la verità, perché vedere questa palla viaggiava a una velocità mostruosa e era un piacere vederli anche in allenamento. E quella di tocco due tocchi mi ricordo fu una scommessa. Dissi: ora io guardo le tribune e vedi quando fate 2 tocchi, e appena uno fece 2 tocchi gli dissi ora, e per l'appunto era vero, che erano tutti distesi a ridere. No, visto, lei ovviamente è anche appassionato non solo di calcio ma anche di ciclismo, insomma, Sì. se Hamsik fosse stato un ciclista, che tipo di ciclista poteva essere? Un passista, un gregario, uno da grandi tappe, da classiche, uno scalatore? Uno scalatore io il collegamento lo devo fare anche fisico. Marek sarebbe stato un fenomeno nelle classi del nord. Era uno da Parigi-Roubaix, da Giro delle Fiandre, da queste corse spettacolari. Probabilmente Marek sta studiando poi anche Coverciano da allenatore, ha anche un'academy. Se un domani dovesse chiamarla e dire: mister, Allora, posso fare parte del tuo staff, cosa gli diresti? Per quanto riguarda l'Academy sono contento che ce l'abbia, perché tirerà su qualche giocatore forte, ma tirerà su tutti i ragazzi al posto.
e questo è già un aspetto estremamente importante. Per quanto riguarda l'allenatore, parlando con chi fa le lezioni lì a Coverciano, mi stanno anche dicendo che secondo loro può diventare molto bravo, e lo spero veramente, quindi spero non venga nel mio staff, ma che parta con un'esperienza subito propria. Se poi vuol venire un anno con me nello staff, io lo prendo subito. Mister, in chiusura il suo messaggio ad Hamsik. È il messaggio che ti ho detto prima, che ritengo doveroso fare da parte mia, che ritengo doveroso da fare da parte del mio staff, ma secondo me è doveroso anche da parte dei compagni di squadra. Noi tutti dobbiamo dire a Marek grazie. Non ci sono tante altre parole.